Nel cuore di Monza, tra il finire del 1300 e l'inizio del 1400, gli zabattari, calzolai nel nome, nei fatti maestri pittori, realizzarono al tramonto visconteo uno degli ultimi capolavori del gotico internazionale, raccontando le gesta leggendarie di Teodolinda, regina dei Longobardi e fondatrice della Chiesa, avvolgendola in tempera dorata. Una storia a cavallo di secoli, di mutamenti di poteri e di stili, tratta per lo più dalla storia dei Longobardi di Paolo Diacono. Nella scena 32esima del ciclo si legge in latino un invito. Tu che passi, osserva i volti vivi che paiono respirare. E noi aggiungiamo, e rifletti. Perché ricordare un popolo sconfitto dai Franchi nell'VIII secolo, che in Pavia e non a Monza aveva sede, attraverso una donna e non di Autari, primo marito, o di Aginulfo, suo secondo? Mancavano forse esempi d'eroismo nella corte di Desiderio, ultimo imperatore degli uomini del mito di Wotan, indomabili ed invincibili? Vi era forse scarsità di regine coerenti con la stirpe guerriera, forti fino alla crudeltà quali Rosmunda, Romilda, Rometrice? La salma di Teodolinda, regina dei Longobardi e d'Italia, di cui ammiriamo la corona, era nel pavimento del Duomo di Monza. Nel 1300, in coincidenza con la ricostruzione, venne traslata in un lavello di pietra. Nel XIV secolo, Milano era ducato dei Viscontei, originari di Massino, un paesino sulle rive del Lago Maggiore, vassalli, in cerca di più nobili natali, fiduciosi di una millenaria dinastia. Un parallelismo con i Longobardi ed in particolare con Teodolinda, morta a Varenna, sul lago di Como, regina della moderazione e della pacifica convivenza, condizioni necessarie per assicurare stabilità al regno del figlio Ada Loardo. Destino volle che Filippo Maria Visconti, morendo senza eredi, consegnasse il ducato a Francesco Sforza, sposo di Bianca Maria Visconti, figlia naturale di Filippo. L'immagine di Bianca Maria esigeva una patina di nobiltà per contrastare le pretese di Alfonso d'Aragona, destinato da Filippo alla sua successione, e garantire al figlio Galeazzo Maria un ampio consenso popolare. Teodolinda serviva a tale scopo: dar lustro alla dinastia e dallo stemma visconteo che tra le lunette delle finestre si trova. Iniziamo dalla scena quarta, allorché i messi longobardi vengono inviati da Autari alla corte bavara per chiedere la mano di Teodolinda a Garibald. 3 cavalieri escono dalla porta della città. Oltre le mura si estende un paesaggio collinare con torri ed un capanno per gli armenti. Armonia pastorale sotto un cielo oro pastello. Di buona resa il cavallo bianco. Infantili le mani degli ambasciatori, l'ultimo dei quali ha l'avambraccio mal articolato. Un cavallo triste di scuola ferrarese ci guarda. Garibald riceve i messi
ne ascolta l'offerta ed acconsente. Ha un volto adolescente come il corpo. Teodolinda, bella di volto, alle sue spalle lo supera d'una spanna. Una città, nell'ideale rinascimentale, sovrasta le teste dei regali. Lesti, senza pranzare, i cavalieri al galoppo ripartono. Il cavallo bianco, nostalgico, mostra vezzoso lo zoccolo dorato e subito arrivano tra le patrie colline ed entrano in città. Autari ascolta e prontamente s'avvia con abiti dimessi per evitare sgraditi assalti ad incontrare il futuro suocero. Prima d'entrare nella reggia bavarese, s'addobba come conviene, cambia persino il destriere. Un principe azzurro su un cavallo bianco arriva al cospetto di Teodolinda che, ad ascoltar Paolo Diacono, pur non riconoscendolo quale compromesso sposo, gli offre una coppa di vino, segnando così il loro destino. A corte si aprono le danze al suono di flauti e liuti, mentre i promessi sposi assistono seduti. L'utilizzo della pastiglia dorata spegne le tempere e confonde gli oggetti. Osserviamo la scena della consegna della coppa, in particolare quel che il più alto dei presenti regge. Sembra una forchetta, invece sono decori di un elmo di una spada con lama ben affilata. Nel dettaglio si nasconde il diavolo. Lo si può vedere in un particolare con case, cavalieri e, cercandolo, di un cavallo bianco. È troppo. L'attrazione delle borchie dorate e del solito cielo imbroccato da oscurare il ponte calato sul torrente, il bel portale d'ingresso, la fuga delle torri. Eppure l'abilità degli zabattari è encomiabile. Nel 12° riquadro si manifesta in un ricamo bianco su bianco con mutevole trasparenza di una delicatezza ben superiore al decoro, peraltro impeccabile, della parete alle spalle delle damigelle. La storia si srotola velocemente. Childalberto, re dei Franchi, sconfigge i Bavari. Teodolinda e il fratello Godoaldo fuggono in Italia, preceduti da Armigeri, trascinandosi parte della corte. Ci sembra di sfogliare un fumetto e di sentire le voci dei balestrieri che dalle torri cercano di respingere i nemici, la cui crudeltà è ben espressa nell'indifferenza con cui pugnalano chi si è arreso. Gli artisti trovano il modo di raccontare piccoli avvenimenti. Un mugnaio cerca di mettere in salvo entro le mura un sacco di farina. Deve superare un gradino, si aggrappa ai fianchi ampi della moglie. La serenità dei personaggi ci vuol tranquillizzare. In fondo è solo una fiaba. Gli ambasciatori annunciano ad Autari l'arrivo imprevisto di Teodolinda. Bizzarri sono i calzari a becco di gru. Al suono di trombette, Autari s'avvia a soccorrere Teodolinda, che incontrerà a Sardi, nei pressi di Verona. Tale è la discrezione dei due da nascondersi nell'intonaco per passare inosservati, ma il calzare destro del re e la veste serafica di lei sono rivelatori. Si sposano e senza indugio al trotto vanno a festeggiare nella città che sarà scaligera ai tempi dell'affresco. L'attimo fatale offre una nota d'umana commozione. L'emozione provoca un tremito da rendere necessario l'ausilio del fratello. Era il 15 maggio 589. L'aria trasognante di Teodolinda
ed il gesto rassicurante di Godoaldo confermano lo smarrimento della sposa. Ed è subito musica, con tamburi rullanti. La gioia può affliggere, sembra chiedersi lo sposo. Eppure attorno i musici soffiano da far scoppiar le gote. L'anello è d'oro, senza però il diamante eterno, il fedele amico d'ogni donna. Sedere sul trono non la tranquillizza ed una strana malinconia pervade dame e cavalieri. Sanno forse che Autari, in perpetua agitazione, mira a conquistare Reggio Calabria? O forse qualcosa di più grave turba il loro animo? Un presentimento funesto? Arriva a Reggio, vince e riparte. Una toccata di scettro e fuga d'un re troppo in maggiore. Di questo quadro, il 22esimo, i 4 cavalli tengono la scena. Stupendi i 3 affiancati, 2 bianchi, nel mezzo il bruno. Addobbati d'oro, uno solo, quello dall'occhio vigile, ha il morso, gli altri sembrano rassegnati all'immobilità muraria. Di fronte a loro, forse alle nostre spalle, vedono un luccichio abbagliante, da cui soffia una brezza per frogge padane insolita. È il mare, di cui possono toccare solo le conchiglie. Ed è subito sera, tanto correre perché, se così s'accelera l'arrivo, Autari trova pace eterna. Il racconto, incredibilmente, accelera, diventa un thriller d'azione. La nobiltà longobarda vota e Teodolinda diventa regina. Immantinentemente sceglie per prossimo marito Agilulfo, duca di Torino. Il corriere si invola e consegna l'ambasciata nuziale al candidato sposo. Rivediamolo questo film. Teodolinda non partecipa all'esequie. Vi sono 2 prelati, 2 preti, uno con candela, l'altro con l'incensiere, chierici cantori e altri 2 silenti. Di che è morto? Non si vede sangue e il volto è plumbeo. Nessun personaggio della corte, né vi sono armigeri di sorveglianza. Una candela è troncata, ma la fiamma brucia sopra il cuore della salma. L'artista vuol suggerirci una morte per infarto? Il colore del volto sarebbe gonfio. Oppure indica la speranza di una vendetta. Fosse morto in battaglia, sarebbe attorniato dalla truppa vittoriosa. I suoi cavalieri erano in strada invece a scambiare impegni. Uno dei 2 deve essere arrivato precipitosamente, non ha avuto il tempo di togliersi gli speroni. Tutto lascia supporre che Autari sia morto nel suo palazzo. Paolo Diacono, nella sua Storia, annota il giorno della morte, il 5 settembre 590, un anno dopo il matrimonio, e la causa? L'avvelenamento. Il presagio di cui abbiamo fatto cenno aveva fondatezza. La determinazione di Teodolinda nel celebrare le nozze con Agilulfo esprime l'ansia di protezione. Lei, femmina, regina di un impero in continua lotta contro i Franchi, sposando un uomo d'armi, avrebbe assicurato ai Longobardi pace tra le fazioni e, come vedremo, una continuità dinastica. Ora è a Lomello, sicura di sé, nel porgere la coppa di vino ad Aginulfo, mentre un prete benedice l'evento. Tutti a cavallo, la vita scorre in fretta ed il novello sposo si piega alla volontà di Teodolinda, rinnegando
ario, convertendosi al cattolicesimo. Con le nozze, la regina trasferisce il potere al marito. Lo scettro passa da lei a lui, in osservanza dei costumi longobardi. L'incoronazione è un atto dovuto ed è Teodolinda a compierlo. Il verde scende dal manto ad avvolgere i protagonisti, metafora pittorica del potere che Teodolinda eserciterà sul marito, favorendo la chiesa di Gregorio Magno e trasformando Monza da residenza estiva a città da lei prediletta, edificando la basilica di San Giovanni Battista. La scena delle nozze mal ridotta ci consente d'apprezzare la ricchezza dell'abito, il profilo dolce e sereno, l'intreccio dei capelli, nonché l'impossibile rosone centrale della cattedrale. Sul tavolo del banchetto appaiono, per la prima volta in affresco, confetti e canditi, di cui tutti paiono ghiotti. La sovranità resta inchiodata sopra il cuscino ed il sogno s'adegua. Fondare il Duomo a Monza. Tutti in sella, si esce dalle mura di primo mattino. Lontano, nella campagna, una contadina porta a pascolare un pugno d'oche. La città ancora dorme ed una chiesa sbadiglia. È circondata da tetti a cupola, a gradini, altane aperte su 3 lati. Sotto corrono le mura, entro cui in una cella Teodorinda riposa, assieme a 2 serve. In poco spazio l'artista, giocando con 2 colori, bianco e viola, crea un'illusione prospettica, consentendoci di vedere attraverso la finestra. Mentre il re dà la caccia a cerbiatti nella macchia, lei pensa, prega e subito dispone di posar la prima pietra. Chi porta gerle di sabbia, altri di cotto. I tagliaboschi s'adoperano per fornir la legna. Sotto un castello, un pastore ingobbito suona la zamponia. Teodolinda, in gravidanza avanzata, assiste all'alchemica trasformazione degli idoli pagani in arredi sacri che costituiranno la generosa donazione alla chiesa di Monza. La vediamo accanto ad Agenulfo, mentre il figlio, in un attimo già adulto, porge al vescovo un vassoio con pecorelle. Nel maggio del 616, dopo 25 anni di regno, a Milano, Agenulfo rese l'anima con il primato d'essere il primo re longobardo a morire nel suo letto senza ausilio di terzi. Teodolinda è disperata. Il figlio Adoloaldo, dal 604 già associato al trono, piange compostamente. Con la morte della regina, la narrazione pittorica si dissocia dalla storia. Infatti, in verità, prima di lei morì il figlio, detronizzato dal cognato Arioaldo. Dopo un anno, nel 629, Teodolinda trovò pace.